Guarda che te lo dico, sai, lui non può fare niente per te. Lo dice a me? Sì, è dottore, dico. Lui, La dottore. medicina non fa più niente per te. Cosa Sei dici, tu che scusa? devi accettare, sai. Ma accettare cosa, scusi? Non ti sti qua perché te hai la testona massa grande, sproporzionale rispetto al corpo che sei Ma piccolino. quando mai? Scusi, ma come si permette? Ma non ho la vedi testa a te. grande. No, non Ma ho la perché- testa Ma, grande. ma non è. Allora, innanzitutto, prima non ho la testa grande rispetto al corpo, e poi comunque non è un problema e non sono qui per questo. Non Non ti sono- vuoi vedere proprio? No, non sono qui dal dottore per la testa grande, d'accordo? Sono qui per prendere le impegnative per delle analisi di mia suocera. Sì, per carità. Già che te Mamma dici. mia, no, abbia pazienza, ci si mette anche lei? No, non è proprio giornata oggi. Già la seconda volta che vengo qui per prendere le impegnative di mia suocera perché l'analisi non va tanto bene, bisogna cambiare le analisi, vai tu per piacere riprendimi. E vado meno, va nessuni, è ovvio. Mio figlio che continua a chiamarmi, papà posso andare di qua, posso andare di là, posso prendere la bicicletta, posso... E mia moglie, poi non le dico, mia moglie che insiste, fai la spesa, e fai questo, e fai st'altro, hai pagato le bollette, mamma mia, avete preso per una colf. Quanto è nervoso, mi dà... Ehi, oh, no. Vai. No, pensavo si fosse sentito male, mamma No, mia. è che ti hai mai rotto i totani, ma che alle lagnarti, Maria, guarda che sei vecchi, di solito che si lamenta dal dottore, ti hai mai fatto chiappare sonno? Sì, più contento che ti hai una femmina a casa, non lamentarti sempre, tagli. No, vabbè, mi rendo conto che... Cioè, per carità, insomma, dovrei essere fortunato. È pur sempre la mia amata, questo sì, anche se... Vedito, ecco, è qua che ti sbagli, la mia amata, vedi tu Perché? come che te ragioni con sta Aia, testa che sei metta grande giù, per la- niente? Ma cosa testa grande? Amata, l'amante che deve essere tua moglie, la moglie deve essere l'amante, non l'amata. Ha ragione sulle parole. Amante vuol dire è un verbo al presente, amante, che continua la passione, l'amore, no. Amata vuol dire che era una volta, è passato, amata, presente, amante. E ora se te sei un uomo, te vai a casa e tua moglie non ti fai sentire amata, ti fai sentire amante, ti fai sentire. Ma vedi che... Cioè, questo ad esempio, questo mi fa capire. Ci sono delle giornate intere in cui passo qui in sala d'aspetto con lei a fianco che dice un sacco di fesserie, che rompe le scatole e tutto il resto. Poi ogni tanto tira fuori queste perle di saggezza meravigliose. Ti tengo all'amore, guarda che a me età non è facile cattare No, una femmina. immagino che sia semplice alla sua età, no? Trovare una donna alla sua età è difficile. Gratis è praticamente impossibile. Ricordati tesoro, Sì. come dice il vecchio saggio. Come disse? Non mi ricordo. Ecco. Come diceva il vecchio saggio, e diceva... Come diceva? non mi ricordo altro. Ti non te ricordi? Come faccio a ricordarmi, scusi? Tu che testa grande che te non te ricordi mica? E muoio!